Oggi gnocchi con crema di zucca, salsicce, provola, ma fatti al forno. Saltapasta, olio extravergine d'oliva, aglio, lo facciamo soffriggere e poi lo togliamo. 4 salsicce, gli togliamo la pelle, le facciamo cuocere, vino e facciamo sfumare. In un'altra pentola mettiamo la zucca tagliata a dadini, riempiamo di acqua fino a coprirli, aggiustiamo di sale e facciamo cuocere fino a quando non si sono ammorbiditi e poi li andiamo a frullare. Mettiamo la nostra crema di zucca nelle salsicce e appena sono pronti gli gnocchi aggiungiamo anche gli gnocchi. Facciamo una bella mescolata a fuoco spento sempre e poi mettiamo i nostri gnocchi in una pirofola da forno. Aggiungiamo sulla superficie altra crema di zucca, aggiungiamo, vi raccomando, tantissima provola e con una cucchiaia la spingiamo verso il basso perché lui Napoli mi fa bruciare, si deve sciogliere. Dopo la provola aggiungiamo anche tantissimo parmigiano perché mamma fa fare una bella crosticina, ma per far venire bella la crosticina nostra dobbiamo mettere anche un po' di pepe. Inforniamo a forno statico a 250 gradi per 15 minuti e dire che te magna. E lasciate che vi dico una cosa, ci sono persone che per fare questi piatti si fanno chiamare chef. Io non sono uno chef, sono semplicemente una persona che ama cucinare e lo fa con tanto amore e tanta passione. Detto questo, buon appetito a tutti.